siamo qui in questa splendida sede del Centro Sportivo di Eccellenza di San Giorgio, dove oggi si è tenuta una giornata speciale. Una giornata che ha visto il battesimo della vela dell'amico Sammy Basso. Sammy, con l'ausilio di tutti gli amici del porto, è arrivato qui con la pilotina degli ormeggiatori, è poi salito su una barca del nostro circolo che un nostro socio ha messo gentilmente a disposizione, e adesso sta veleggiando nel bacino di San Marco. Questa è una giornata che noi abbiamo chiamato una staffetta per Sammy, e non solo, perché quello che noi intendiamo è di poter dare, con il contributo di tutti gli amici, anche un momento di gioia per dei ragazzi che gioia non ne hanno avuta tanto ancora nella loro vita. È stato bello provare a pilotare la barca. E a Venezia eri già stato? A Venezia sì, però non l'avevo mai vista dall'acqua, diciamo. È stata una cosa studiata e ideata da Roberto Tonissi del Porto di Venezia, e tutti assieme abbiamo costituito questa splendida giornata. Il nostro è un ente che ha partecipato e aderito con entusiasmo a questa iniziativa, perché rientra nell'ambito anche di un progetto, il progetto Laguna, che è un progetto che cerca di portare a Venezia un'attività di turismo responsabile. Noi siamo molto entusiasti di essere qui relativamente a quello che è l'evento che si sta determinando in queste ore, cioè il progetto legato a Sammy. Siamo molto contenti di essere qui come enti bilaterali con il nostro progetto, il progetto Laguna, in quanto questo progetto si prefigge di creare un'alternativa, una seria alternativa a quello che è un altro tipo di fruizione del turismo. Ci sono degli ambienti, ci sono delle realtà, la nostra laguna, che se trattata nella misura e con la maniera adeguata rischia di diventare una seria ed importante alternativa per il turismo, come diceva poc'anzi Nico Simone, stanziale. Rappresento l'Associazione Veneziana Albergatori all'interno dell'ente bilaterale. La nostra adesione è spontanea e naturale, è quella della valorizzazione di ciò che è il nostro brand. Il nostro brand, che non è solo Venezia, ma è la laguna con tutto l'insieme delle sue isole. La giornata è splendida, non ci si aspettava una giornata così meravigliosa, e quindi è una duplice gioia da parte nostra quella di aver potuto dare questa gioia al giovanotto Sammy Basso. Non sarà la prima, ce ne saranno delle altre, e vedremo al più presto quali saranno le altre tappe della nostra iniziativa.